Una storia di vendetta ambientata in una Sardegna mitica, quella dell'età del bronzo, abitata dal popolo nuragico, con un protagonista assoluto, un guerriero di nome Ardoué, interpretato dal rapper olbiese Salmo, che dopo l'omicidio della figlia affronta in una sfida all'ultimo sangue in un'arena l'assassino. E questo è il filo conduttore del cortometraggio Nuraghes Sarena del regista ogliastrino Mauro Aragoni, un'opera che è stata proiettata in anteprima a Nuoro sabato nel corso di un evento promosso dalla comunità minori Il Mandorlo in collaborazione con la compagnia Bocche Teatro. Una proiezione ospitata nel Teatro di San Giuseppe di Nuoro che ha visto una grande partecipazione di pubblico. Un evento che al di là delle finalità artistiche e culturali aveva un nobile intento. Una parte dell'incasso infatti verrà utilizzato per finanziare i progetti ludico-ricreativi dei ragazzi ospiti della comunità Il Mandorlo. Il corto di Aragoni ha condotto il pubblico in un mondo magico, in una Sardegna antica ma bellissima e misteriosa, un racconto epico con sfumature fantasy che incontra sempre più il favore del pubblico come dimostra il successo di una serie come Il Trono di Spade. Nel corso della serata è stato proiettato anche il corto Lost in the White del regista Alessio Cuboni, pluripremiato in diversi festival. L'opera narra la vicenda di uno snowboarder che alla ricerca della discesa perfetta cade per dissensi e si trova proiettato in un mondo fuori dalla civiltà, una vicenda che ha delle venature paranormali. Un'opera girata sul Gennargentu innevato tra Villagrande e Fano.